Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi alla 48esima lezione di Radioestesia Basic del vostro marito veneziano. Oggi parleremo sia della forza magnetica sia della purezza interiore, proprio perché in questo periodo stiamo passando un periodo di stress molto importante e quindi il vostro marietto dedica a queste pillole più che altro sviluppare, rinforzare, a ricaricare il vostro stato psicoemozionale. Però prima di fare questo il vostro marietto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di Hildegarda, marietto veneziano, e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, che è inutile dirlo, i migliori iscritti del mondo Face ce l'ha Hildegarda marietto veneziano, e di venirci anche a trovare nel gruppo di Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 Hildegarda marietto veneziano coadiuvati da Midas tengono un percorso esoterico, si parla di Kabbalah, di ermetismo e di quant'altro. I link sono sotto qui in descrizione, eventualmente se volete lasciare anche un commento, un super like, il marietto contento. Più vi voglio dire un'altra cosa: ho superato i 1000 iscritti sul tubo e quindi ho anche la possibilità della community, e quindi nella community potete andare a vedere anche dei circuiti che il vostro marietto, oltre a mettere su Facebook e nei migliori gruppi di Face, mette anche nella sua community sul tubo, e quindi se volete lasciare anche un commento nella community siete benvenuti. Bene, parliamo oggi di questo circuito radioconduttore magnetico. Serve a dare forza magnetica vitale ai vostri corpi sottili, a questa forza curativa e una forza suggestiva e forza di volontà. Questo per attivare, per rinforzare. Come si usa? Si mette il circuito in un posto tranquillo, si mette la vostra foto, il vostro testimone qua e si lascia a tempo indeterminato. Chiaramente si può chiedere anche al pendolino il tempo se non si è sicuri, però in questo periodo, se lo lasciate almeno un mese, male sicuramente non fa, proprio perché siamo sotto pressione. Sapete che abbiamo dei periodi molto impegnativi a livello mondiale. Poi vediamo il secondo circuito, che si chiama purezza interiore. Questo circuito chiaramente è un circuito che lavora a livello emozionale di una persona, allo scopo, e serve allo scopo di stimolare qualità positive specifiche necessarie per superare gli squilibri energetici. È indispensabile per una corretta crescita spirituale. Come si usa? Non ha bisogno di posizionare verso punti cardinali, mettere nel centro del circuito la foto da trattare energeticamente. Il circuito va lasciato in funzione ininterrottamente fino a esito ottenuto. Quindi diciamo che sono in simbiosi questi due circuiti. Il primo, come detto, vi dà una forza magnetica nei corpi sottili, e il secondo una purezza interiore. Se avete visto anche le altre pillole, la 47 e la 46, sia parlo della purezza interiore che parlo anche del coraggio. Ci sono dei circuiti, se li avete persi le altre pillole, in cui si parla di attivare anche il coraggio, ma non il coraggio nel senso di essere uno che entra in un bar e spacca tutto, ma il coraggio intelligente, di sapere quando muoversi nel momento giusto, prendere decisioni giuste per il nostro benessere psicofisico e spirituale. Bene cari amici, detto questo, il vostro marietto veneziano vi chiede, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegarda marietto veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, e eventualmente, come vi ho detto, i link sono sotto qui in descrizione. Bene cari amici, vi saluto, grazie e alla prossima.